Sono tempi tristi, ma ciò non significa che la festa del 1° maggio e la sua celebrazione, con il significato che essa ha, non debba essere svolta. Lo facciamo semplicemente in modo diverso, consapevoli che i valori di solidarietà, di voglia di stare insieme, di voglia di migliorare le nostre comunità, sono valori che possiamo trasmetterci anche con comunicati, magari fatti a distanza. Verranno poi momenti in cui saremo di nuovo tutti insieme nelle piazze, verranno momenti in cui celebreremo attraverso un abbraccio collettivo questo grande momento come gli altri che sono tipici del nostro paese democratico. In queste settimane credo che ognuno di noi abbia apprezzato il lavoro di tante donne e tanti uomini all'interno degli ospedali e all'interno delle case di riposo. A loro va il nostro grazie, così come va il nostro ringraziamento a tutti quelli che ci hanno permesso, anche nei lavori più semplici, di rimanere a casa senza la preoccupazione di non sapere dove andare magari a fare la spesa o come poterci, tra virgolette, muovere normalmente in una condizione di assoluta anomalia. Credo come tutti voi, con gioia, visto come tanti nostri ricercatori sono presenti nelle università di tutto il mondo ed essi contribuiscono con lo studio e la ricerca a trovare il modo per sconfiggere questo virus. Mi è venuto, come dire, naturale pensare a quanto siano buone le nostre università, quanto sia eccellente la nostra scuola. Ed un pensiero che credo ci accomuni sia proprio questo. In un momento così difficile ognuno di noi ha riscoperto il valore dello Stato, dei servizi che lo Stato dà, del fatto che usciti da questa crisi, dopo esserci un po' risistemati, dovremo sempre più pensare a come fare in modo che la formazione nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle università diventi un obiettivo prioritario. Così come dobbiamo sempre più attentamente pensare alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. L'altro elemento assolutamente importante per il prossimo futuro, una economia di investimento più verde, ma anche un'attenzione maggiore, molto forte, nei luoghi di lavoro alla salute nostra e alla sicurezza di ognuno di noi. Abbiamo gli strumenti per farlo, abbiamo tanti rappresentanti sindacali, abbiamo tanti rappresentanti della sicurezza e abbiamo con orgoglio un sindacato confederale forte. Buon 1° maggio a tutti voi, buon 1° maggio da parte di CGIL, CISL e UIL.